All'ingresso della sede della Banca Mondiale si legge questa frase: «Il nostro sogno è un mondo senza povertà». La Regione del Veneto è da tempo fortemente impegnata perché questo sogno diventi realtà. Nel 2009 si celebrano 10 anni di una legge di cui la Regione del Veneto va giustamente orgogliosa. La legge numero 55 del 16 dicembre 1999 è la legge della Regione del Veneto che promuove i diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale. Una buona legge che ha dato ottimi frutti e continuerà a darne. Un efficace strumento normativo che ha trovato terreno fertile nella Regione Veneto, dove solidarietà e accoglienza rappresentano due fondamentali valori di riferimento. Una terra, il Veneto, che ha conosciuto la sofferenza e il sacrificio delle migrazioni e che oggi è all'avanguardia nelle politiche di integrazione e accoglienza dei lavoratori immigrati. Dove sono forti le radici cristiane, particolarmente significativa la presenza e la partecipazione del mondo cattolico e il ruolo attivo svolto dalle associazioni del volontariato. Con questa legge, la Regione del Veneto ha saputo dare concretezza e operatività ad un impegno consolidato per l'affermazione dei diritti sui quali si costruisce la dignità della persona, senza distinzioni di razza, religione, classe sociale, sesso. Interventi mirati con particolare attenzione e sensibilità al mondo dell'infanzia, alla tutela dei diritti dei bambini, delle bambine e delle donne. Quindi, il miglioramento dell'insieme delle condizioni di vita delle persone, piuttosto che il semplice aumento del reddito pro capite. Per la Regione del Veneto, infatti, la dimensione umana dello sviluppo è assolutamente imprescindibile. Anche per questo accompagna gli interventi di cooperazione con un'opera di sensibilizzazione sul proprio territorio, per accrescere la conoscenza dei cittadini veneti sul tema dei diritti umani. Un'opinione pubblica meglio informata e consapevole dà più forza alle istituzioni e a tutti coloro che operano nel campo della cooperazione e della lotta alle povertà. Un'attività mirata di educazione allo sviluppo, molto importante soprattutto nelle scuole, fondata su una maggiore e migliore conoscenza di complessi fenomeni come la globalizzazione, sul rispetto e la valorizzazione delle differenze tra i popoli e le culture. È affiancata da iniziative che hanno l'obiettivo di favorire la riflessione e la partecipazione degli studenti. Anche con il loro contributo, la legge 55 del 1999 vuole contribuire a raggiungere importanti obiettivi come favorire lo sviluppo economico e sradicare la povertà, rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i paesi in via di sviluppo. Nonostante gli enormi progressi degli ultimi 50 anni, esistono infatti ancora enormi disparità tra paesi industrializzati e paesi svantaggiati. Analfabetismo, diffusione di malattie, disuguaglianze e discriminazione, scoppio di conflitti, sono fenomeni spesso causati dal persistere del sottosviluppo, che affligge gran parte della popolazione del pianeta in Africa, Sud America, Asia, Medio e Lontano Oriente. Senza dimenticare che la crescita della popolazione mondiale e il degrado ambientale impongono inoltre il tema dello sviluppo sostenibile. Tra 25 anni, la Terra avrà 2 miliardi di abitanti in più, con un ulteriore spostamento di popolazione dalle aree rurali alle città e con una accresciuta pressione sulle risorse disponibili, in particolare l'acqua. E tutto questo renderà ancora più critiche le condizioni di vita in tante regioni della Terra. Nel mondo una persona su 4 vive oggi in condizioni di estrema povertà, con meno di $1 al giorno. Povertà che non è solo mancanza di reddito, ma anche di nutrizione, di salute, di istruzione. Un bambino su 3 nei paesi in via di sviluppo non completa l'istruzione primaria. 1 su 12 non sopravvive al suo 5º anno di vita. La situazione è particolarmente grave soprattutto in alcuni paesi africani.
e i paesi economicamente più forti non possono far mancare il loro aiuto alle regioni meno sviluppate del mondo, perché gli aiuti internazionali contribuiscono in maniera significativa a sostenerne la crescita economica, a ridurne la povertà ed alleggerirne le situazioni di più grave sofferenza. Tuttavia non si può pensare che questi aiuti da soli bastino ad affrontare e risolvere situazioni di disagio e miseria, in alcuni casi drammatiche. Un ruolo importante in tal senso deve essere giocato dagli stessi paesi in via di sviluppo. Ed è su questo versante che è impegnata con successo la Regione del Veneto. Programmando gli interventi, stanziando risorse significative, mobilitando le competenze del proprio territorio, la Regione del Veneto ha dato vita ad attività efficaci e a durevoli reti di relazioni tra le comunità locali e quelle dei paesi in via di sviluppo. È questa l'idea guida che ispira la legge regionale. Passare dall'aiuto occasionale alla costruzione di partenariati duraturi tra paesi donatori e paesi beneficiari, basati su una reciproca assunzione di responsabilità. La Regione del Veneto fornisce cooperazione finanziaria realizzata con numerosi programmi di microcredito, cooperazione materiale con l'invio di beni ed attrezzature, cooperazione tecnica con il trasferimento di capacità operative e gestionali. Ed è impegnata nella verifica puntuale che questi aiuti siano usati al meglio e gli impegni presi vengano rispettati. Perché la fuoriuscita di tanta parte del mondo dalla condizione di povertà non è solo un imperativo morale. Un mondo più sviluppato e con minori disuguaglianze non è solo un mondo più giusto, ma anche un mondo più sicuro per tutti.